Ruan Barbacovi ha inaugurato questa giornata della nona giornata con un pezzo importante per noi, perché il e poi entriamo in prima partita. Nostro motto è solidarietà. Il nostro capitano Jessica Devara considera il capitano che vuole puntare la puntata. Grazie. E benvenuti alla nostra votata sempre da casa del Governo Bollei. Oggi vi incontro per la nostra banca del giorno di andata del campionato nazionale di serie inno. Incontro di della propria Governo Bollei, la cantina ex Simo Bordo di Santo Radicale e Venezia. Anche con l'incontro finale adesso per la ragazza di Venezia. Dopo l'inno ufficiale cantato dal nostro Ruan Barbacovi, l'autore della canzone Vola in alto, il nuovo inno del Volano Volley, stiamo per scendere in campo. Volano Volley che due partite al tie break con Peschiera e con Vicenza, la partita con la Duna Padova in trasferta per 3-0 vinto. E oggi l'obiettivo è provare a fare la quarta vittoria di fila prima del big match contro Giorgione. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, nona giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede la Rotoplat Volano Volley affrontare la Cortina Express in Moco. Allora, 3 vittorie di fila per le nostre ragazze. Saluto subito i miei compagni nella sua cabina di Scoutman e con i suoi punteggi che torneranno operativi anche nel post partite e saranno perfetti, perché come meglio di lui, che è il nostro mago delle statistiche, non c'è nessuno. Ma ovviamente anche il nostro mago dello streaming, anzi il mago della regia, perché non posso dire. E ovviamente un grazie anche al responsabile streaming Alan Berloffa, che grazie a lui e alla sua attrezzatura permette la realizzazione di questo diretta streaming. E ora vediamo pronte lo starting player, cominciando dalla Cortina Express in Moco. Volete iniziare in campo con il la con lo tipico della Pimentina. Con lo sempre è a con il controllo che sarà la numero con lo del partito e ora spegniamo le luci, alziamo tutte le voci e presentiamo il voto. Formazioni che schiera il sestetto tipo, con la rotazione di Chiara Sesenna e Emma Mandò, che questa volta vede a partire dallo starting player Chiara Sesenna col numero 1. Incomincerà la Rotoplas con il pallone in mano, ci va
la nostra Elma Galbero, se ho visto bene. Probabilmente comincerò già male, farò già il primo errore dopo. Pronto allora il servizio e preparatevi. Inizia la partita. Galbero, per la gioia del padre Michele, comincia subito con un bel succo d'acce. 1-0 Rotblatz. 1-0. Allora, per ancora il servizio Galbero. Serve. Mamma mia! Due a 0 Rotblatz. Servizio ancora sul libero. Un palleggio di Ari. Subito di attaccare subito con la free ball. E fa bene perché la mette subito giù. 1-2 al punto di Dalila Marchesini, che va proprio al servizio. Punta Marchesini. Riceve Galbero. Bortoli. Carli. Attacca, c'è la difesa di Coba. 3-1. Ottima azione di Carli che porta la squadra biancorossa di Luca Parlatini sul 3-1. E ora al servizio va Jessica The Wall. Di Jessie, ha ricevuto la capitana Visentini. L'attacco provato da Adiwe, che va a ancora la nostra Jessie al servizio. Servizio battuto su Novello. C'è l'errore, l'infrazione di Coba che costa il quinto punto al... Di nuovo in diretta. Già a favore delle biancorosse nel corso del primo set. Buon inizio da parte della squadra di Luca Parlatini. Fischio per la Rotblatz. Battuto. Ricevuto Novello. Attacco che c'è la free ball. Adiwe. Un punto è vincente di Adiwe. 5 il punteggio. Pronto al servizio? 2-5. Adiwe. Battuto. Con lo sviglio del net ha ricevuto una... E poi Carli. Out di Carli, lotta Petruzziello. 3-2. Diamo il servizio adesso nelle mani proprio di Carli, che batte. Ha ricevuto il libero Fedussi. Adiwe, mani out di Adiwe. 3-6.
Arianna Visentin al servizio ora sul 6-3. Abbiamo il servizio di Adiwe. Battuto. Ricevuto Galbero. Lalla Bortoli. Tedenna. Yara Tedenna. 7-3. Al servizio. Servizio battuto. Ricevuto Novello. Attacco subito di 7-4. Servizio. Diamo il servizio dalla giocatrice classe 2006 delle giallo-blu. Servizio battuto. Galbero ha ricevuto. Lalla Bortoli. Campagnolo attacca di Ue. Però c'è la free ball. Lalla Bortoli al centro. Tedenna. Difende Orlandi. Attacco. È il campo. Punto di Arici 7-5. Accorcia ancora le distanze un attimino le giallo-blu di Stefano Gregoris. Per le file giallo-blu, la squadra del settore giovanile campione d'Italia. Galbero. Servizio battuto. Ha ricevuto la capitana Visentina. Attacca con mani out Dalila Marchesini e si prende il sesto punto della... Non vado errato? Sì, esatto, il sesto punto per le giallo-blu. 8-6 tra Imoko e Imoko. Servizio battuto da Koba e arriva le due formazioni ora. Servizio battuto. E scusate, servizio di Koba. 12° punto. Scusate. Koba aveva la maglia numero 12 e ha firmato la parità. 8 pari. Torna alla parità quindi. Questa nona giornata. Servizio ancora di Koba. Lui dice che questa volta riceve la maniera buona Deval, ma tacco out. 9-8, vantaggio c'è il 9-8. Attenzione, c'è il secondo arbitro che va a richiamare il primo. Non ho capito se potrebbe l'inversione del punto. Vediamo. Restiamo in attesa. Intanto il punto comunque. Sì. No, viene chiamata il fallo contro la Rotoblast. Quindi sì. 9-8 quindi per l'Imoko si porta in vantaggio. Tito di Koba. Giudice riceve. Lunga forse. Però c'è la free ball. Koba. Attacca. 10-8. Più 2 della Cortina Express. A cercare di stare più... Time out. Andiamo con gli sponsor.
Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano. Vantaggio intanto dell'Immobiliare. Allora adesso Rotoblas deve cercare di tranquillizzarsi, al di là dell'errore che ci potrebbe essere stato, perché comunque la partita è lunga, siamo ancora nel corso del primo set e si può ancora recuperare il distacco. Caldero, c'è fallo fischiato contro Marchesini, lo stesso fischiato contro De Vale, e direi che ci sta. L'Aborto del servizio tutto sul capitano di Ventini e Adiguè ormai va a toccare il muro, ma la palla era comunque in campo. 11-19. Adesso al servizio Gaia Novello per le servizio punto. Già la difesa di Peduzzi, poi attacca Novello, ma non c'è nulla da fare. Galbero in free ball, attacco Marchesini, forse c'era il quarto tocco qui, però lascia proseguire l'arbitro e Galbero si prende il punto. Comunque 10-11. All'indirizzo della terna arbitraria, che oggi è il primo arbitro, il signor Alessio Braga, provincia di Venezia, ed è Elisa Gardelina. Vincente, ancora Emma, la palla in campo. Production, vantaggio di nuovo per la Rotoblas, doppio ace come all'inizio. Tripletta di tutto. Di ace di Emma Galbero. Ancora Emma, attenzione, ma c'è il muro. Tesenna De dare idea De Valve che ho dovuto fare un bel ultimo. 14-11. Ancora Galbero, ricevuto ancora Visentin che attacca, ma difende l'Alla Bortoli. Palleggio di Giuri Cimbaghe. A 14. Pronto a servizio Dalila Marchesini, servizio battuto, riceve Galbero, l'Ala Bortoli, Carli attacca, Murata il suo attacco, difende Galbero, Sedenna Murata, ancora Galbero a difendere, Carli dall'altra parte, Videntini pallonetto, l'Ala Bortoli, giudice, Carli, difeso il suo attacco ancora una volta, Adiguè, c'è niente da fare quando Adiguè scalda quel braccio. Giovanissima. Adiguè, ricordiamo, è un opposto classe 2006. Ricordiamo che la Egonu è del 98, quindi
2 anni di differenza. Il prossimo anno va per la maggiore età, merita Due, una delle promesse della pallavolo italiana, infatti è già nel giro della nazionale italiana. Lì Senna, difeso il suo attacco da Cova, e poi l'attacco di Adue riporta la parità, 14 pari. Time out, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Volano. Il punteggio è di 14 pari nel corso della prima frazione di gioco. Allora il servizio si prepara Dalila Marchesini. Battuto. Attenzione, Sesenna, dribble di Carli, riceve a Digue. Tokyo Giudice, la Labortoli al centro, Galbero attacca, la palla è in... Dava l'idea che avesse toccato la linea, ma però dalla mia postazione ammetto che ero abbastanza lontano, quindi vantaggio di nuovo per l'Imoco. Si può... Dalila Marchesini al servizio in rete, partita 15 pari. Jessica De Vala al servizio. Servizio tutto era Novello, il punto poi di A2 a 15. Ricordiamo che Luca Parlatina ha già usato i suoi 2 timeout. Gregoris ne ha ancora una. Rigue al servizio. Giudice, la Labortoli, Campagnolo. Campagnolo, 16 pari. Pronta al servizio Carli. Ace! E vantaggio Rotoblas, Carli al servizio. Ancora Carli. Stavolta Veduzzi riceve bene l'attacco. E un altro punto per la 18 a 16. Più 2 Rotoblast. Forse adesso Gregori chiamerà il timeout. Vediamo. No. Chiama il timeout Francesco Cervesato. Servizio ancora di Carli, sempre su Feduzzi. Provato a mettere Cova dall'altra parte, ma ha accettato la buona difesa del libero giudice. Visentin out. Mani out. Anna Visentin
Arianna Visentin 19-17. Chiara Sesenna al servizio. Battuto, ricevuto Visentin, Coba, Adiwe, Campagnolo. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Goris sponsor. No, no, lo so perché anche nell'altro c'era la musica, però il microfono c'era qui. È un po' peccato che magari si possa aspettare pure. Era per quello. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa, 20-17 punteggio. Feduzzi, poi il tentativo d'attacco vincente di Novello porta la formazione di Sandona di Piave sul 18-20. Lea Orlandi, servizio battuto. Il giudice Lalla Bortoli. Campagnoli in pallonetto, difende Marchesini. Coba. Adiwe Murata da Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. servizio Barotto Blast 21-18. Ancora con Benedetta Campagnolo, autrice dell'ultimo muro. Oh! 22-18. Ancora Benny, stavolta è out e fa bene a spostarsi Visentin, che era nettamente out, ha fatto molto bene. Angela Coba al servizio, battuto, riceve Sesenna, Lalla Bortoli, Deval, Murata in campo, sì, 20-22. Servizio Angela Coba per l'incontro con Piave. Servizio c'è Lalla Bortoli, Caldero, ecco Caldero, con una murata precisa perché non è nemmeno pronta a murare Dalila Marchesini. Infatti quando gli è arrivata la palla netta sul gomito si è quasi passa incredula. Feduzzi riceve il servizio di Lalla Bortoli, attacco di Adiwe che va verso il soffitto, di 3-21 per la Rotoglass. Servizio di Gaia Novello alla Bortoli. Bruziello in mezzo al muro. In mezzo al muro, 24. Ball per la Rotoglass adesso.
ma Galvero, set ball per la Rotoblat. Galvero. Adiwe, punto vincente. Non ci può arrivare Galvero. 22-24. Avevo fatto una sorta di scommessa con me stesso. Avevo detto, se ha fatto lei, farà ace anche a chiudere il set. Purtroppo non si è avverato. Magari chiuderà. Marchesini, servizio. La palla setta annullata alla Rotoblat, che ne ha ancora 2 a disposizione. La chiude adesso la Carli. 25-22. Boom. E allora andiamo. Adesso andiamo un attimo col microfono in pausa, ma vi lasciamo guardare l'esibizione delle ragazze della Terticor Spazio Danza. Devi scendere tu io. Ah, porto io? È uguale. Sia Romano. Sì, sì. No, ti dicevo. Riapriamo il microfono allora. Ragazzi e ragazze della Terticor Spazio Danza. Quindi la Rotoblat ha vinto il primo set per 25-22. Quindi una buon inizio da parte delle nostre ragazze, che ovviamente non devono adagiarsi sugli allori, perché comunque è una squadra che può davvero far male questa. Quindi vediamo di non abbassare troppo la guardia, perché potrebbe essere fatale. Bene, allora l'arbitro richiama le squadre in campo e ci stiamo per... quindi sta per ricominciare. Quindi speriamo di continuare a far bene, perché ovviamente una vittoria oggi sarebbe importante in chiave classifica, ma anche per entrare con più fiducia possibile nel big match che ci aspetta sabato prossimo all'Arena Biancorossa, dove le ragazze di Luca Parlatini affronteranno la squadra il Giorgione Pallavolo. E ricordiamo che tra le file c'è la bomber Alice Bellini, che potrebbe essere molto pericolosa dopo averla avuta per 2 stagioni di fila, a darci una gran mano. Inizia il servizio con Novello, giudice Carli in pallonetto, Coba, Peduzzi, poi Adiwe parte in campo, sì, 1-0 per punto di Adiwe. Allora, riepilogo punti per la Rotoblat. Hanno fatto punto Pedena 1, Deval 1, 9 Galbero, 3 Campagnole dell'Immoco, 1 pari, errore al servizio di Novello. I punti di squadra della Cortina Express Immoco, 3 Marchesini,
1 Visentino, 1 Orlandi, 4 Novello, 8 Adiwe, 2 Coba. 19 punti di squadra, 3 su errore della Rotoplas. Emma Galbero al servizio, Visentin, Marchesini difeso da giudice Carli, mani là. Emma Galbero, servizio per poco. Il net non regalava un altro ace al Jesse De Val. Oh. Ancora Galbero al servizio. Ancora il net. Provare a disturbare l'attacco. C'è l'invasione, infatti. Mi dava l'idea che Susena avesse toccato la rete. Toccato la rete Susena. Non ce la farò mai a dirla con la doppia. 3-2 quindi. Invasione di Chiara Sedenna. È stata cara la Rotoplas. E il servizio in rete di Coba. Costa caro alle giallo-blu, invece perché riporta 2 lunghezze. Jessica De Val al servizio. De Val, battuto, Visentin, Coba. Subito per la... c'era il fallo contro Cortina Express in moco. Ancora De Val al servizio. 5-2 a favore delle biancorose di Luca Parlachini. Però questa era clamorosa. Carli. Lo prendiamo lo stesso, va bene. Andrea, parliamo tra di noi, e lo so, però finché il punto lo si fa è inutile stare a lamentarsi. Il punto è arrivato. 6-2 per la Rotoplas. De Val. Attenzione. C'è una free ball per la Rotoplas. Però vede il controtempo Galbero e nel corso della seconda frazione al servizio. Battuto. Sofia Giudice riceve il suo servizio. Lalla Bortoli. Sedenna. Gara Sedenna. 7-3. Al servizio Carli. 7-3. Riceve Peduzzi. Coba. Orlandi, lo via anche del muro, ha difeso Galbero. Carli attacca, quasi il tetto preso. Adiwe, difeso Sofia Giudice. Carli, attacco out di Carli. Oh mamma mia. Allora Arianna Visentina al servizio, 74 punteggio. Servizio. Ancora Giudice, Sedenna. Galbero attacca, difende Peduzzi. Coba, Orlandi, Sofia Giudice. Sedenna a difendere, un attacco difficilissimo. Galbero però c'ha la free ball. Peduzzi, Coba. D'altra parte Novello. Betty. Mamma mia che difesa ancora della Cortina.
Va subito dall'altra parte. Giudice dalla Bortoli. Cesen. Gentini, Carli dalla Bortoli. Subito. Bortoli. Time out, Cortina. Uomo in diretta, Arena Biancorosso di Bolano, 8-4 punteggio a favore della Rotoblast. Servizio Chiara Cesenna. Cesenna. Out. Servizio battuto. Giudice Lalla Bortoli. Calvero, la difesa che si impegna sul tetto. 9-5 Rotoblast. Campagnolo 10-5. Tanto servizio, ancora Campagnolo East. Cova, durata. Le trombe di Alan Berlofa Production rimbombano nell'arena biancorossa per dire che punto avete fatto. Coba, tentativo di Novello che è stato difeso. Carli, Muratta e la palla. Invasione contro la Cortina Express in moco. 11. Time out per Gregoris. Sì, sponsor. Nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano, 12-5 punteggio nel corso del secondo set a favore della Rotoblast. Gregoris di Moca ha già usato tutti i suoi due time out, Luca ancora non ne ha usato nessuno. Benny battuto sulla Bacchino. Adigue out, esatto. 12-5, pronti cambi. Manda pronta e prende il suo posto Coba, quindi palleggio per palleggio, quindi Manda al posto di Coba, cioè Coba al posto di Manda. Servito ancora di Benny, è in campo
palla Benny. Dove gliel'ha messa questa palla? 14-5. Servizio di Benny. A sfiorare il tetto Visentin. Adigue. A difesa di Sesenna. La borsa di Emma Calvero. Mamma mia. 15-5. Benny ancora lei al servizio. Servizio. Benny. Altro ace. Ancora Benny al servizio. Battuto. Stavolta c'è la buona ricevio. Si danno fastidio tra di loro le ragazze dell'Imoco. Dalla Bortoli. Lì. Subito l'alla. Subito. 5. Allora ancora Campagnolo al servizio. Andiamo. Si piglia in rete. Vabbè, ma ci sta dopo una grandissima serie. Bravissimi nostre ragazze. Allora 6-17. Che prima o poi una serie poteva finire. Servizio di Alessia Manda. Lalla Bortoli dei Valli. 18-6. Laura Bortoli al servizio. Tentativo di Bacchin è stato neutralizzato da Di. Mette giù 19-6. Palla bordo del servizio. Però c'è adesso una free ball per Adigue che attacca ed è out. No. Palla in campo. Palla in campo. C'è il richiamo verbale a coach Parlattini per le proteste. 7-19. Però sì, lo so, però vabbè dai, abbiamo 12 punti di vantaggio. Inutile innervosirsi così tanto. Abbiamo abbastanza un bel salvagente così tanto. Quindi bisogna cercare di stare calmi. Vabbè, c'è da dire che oggi la terna arbitrale ha sbagliato un sacco di palloni, quindi è stata abbastanza. Però con un vantaggio così netto bisogna anche cercare di non innervosirsi, perché Cuscinetto che qua out. 8-21. Diciamo così, una palla out di 1 metro data all'Imoco, un tocco netto non dato al volano, e quindi uno pari, palla al centro e tutti felici e contenti.
Dalbero. Pesenna attaccato. Toba. Visentin. Oh la la la. C'è il punto perché c'è l'invasione di Sottorete di Lalla Bortoli che nel tentativo di scivolata è andata oltre la rete. Oltre, quindi punto per la Cortina Express in moco. Sul giudice di Carli a sfiorare il tetto Marchesini è netto questa doppia di Marchesini. 22-9. Campagnolo a far out questa possibile palla del 23esimo punto. Peccato, 10-22. Pronto al servizio Adiguè. Merita Adiguè al servizio. Questo battuto Dalbero ha ricevuto forse lunghetta, però non ci arriva l'alla 23. Arici Lalla Bortoli. Fat ball per la Rotoblat adesso. Carli al servizio battuto. Servizio out. Servizio di Visentin, ha ricevuto Dalbero. Benedetta Campagnolo chiude 25. Quindi puoi buttarmi di qua. Numero 9, singole, spazio d'arma, Roberto.
3. Ok, di nuovo in collegamento. Ho approfittato per fare una piccola pausa. Anch'io andandomi a rinfrescare la gola. Dopo un secondo set praticamente dominato. Collegamento microfono aperto con l'arena biancorossa. 25-22 primo set, 25-11 il secondo. Rotoblatt una volley sul 2-0 con la cortina esplosiva. Ma all'inizio di questo terzo set al momento è a tinte giallo-blu, come si immagini, perché adesso è sul 2-0 Ovviamente, come ho detto, non dobbiamo adagiarci sugli allori, come dicevo a metà del secondo set, perché basta un attimo che le ragazze giovani come quelle dell'Imoco gli danno la carica e poi possono ripartire all'inizio. Marchesini in servizio, lungo l'attacco, infatti Leo Orlandi ne approfitta. 3-0, inizia perfetto il set l'Imoco. 3-0. Vediamo ancora Marchesini al servizio. Magari per un attimo vi leggo anche i punti di squadra. Desenna difesa 4-0, inizio veramente sprint dell'Imoco. Pronto il time out per Luca Parlatini, sponsor, e poi andiamo con la lettura punti. In diretta Arena Biancorossa di Volano, 4-0 a favore dell'Imoco. E sembra assurdo avervelo detto così dopo che abbiamo praticamente dominato il secondo set, ma al momento la cortina è partita con un inizio di terzo set meraviglioso. Per il momento pallonetto di Novello. Non sembra, si è invertita la tendenza in questo terzo set. L'Imoco che domina la rotella sottomessa, però ci sta anche questo, è il bello della pallavolo. Allora, riassunto dei punti di squadra, cominciando dalla rotella: 2 punti Sesenna, 3 punti De Valli, 12 Galvero, 8 Campagnolo, 8 Petruccello, 4 Bortoli. 37 punti di squadra, 13 Sesenna. E il primo punto della rotella. Mentre per quanto riguarda la cortina Espres Imoco, 3 punti Marchesini,
1 Visentino, 1 Orlandi, 4 Novello, 10 Adiwe, 2 Coba, 21 punti di squadra e 12 su errore della Rotoblas. Cosenna, Murata, De Val, Truziello, pallonetto e in campo. Al servizio su Orlandi, Coba, Adiwe, con la testa l'ha salvata Orlandi. C'è la free ball dalla Bortoli, Campagnolo, difeso Novello. 6-2. Servizio di Gue, ora lei si via di Gue, 7-2. Doppio ace via di Gue. Time out per Luca Pallatini, sponsor. Siamo in diretta, Arena Biancorossa di Polano. Siamo sul 8-2 a favore degli... Adiwe ha servito battuto l'ala Bortoli. Cosenna ha difeso Novello. Poi il tentativo d'attacco di Visentino da Bonfine. Attacca Carlotta Petrucciello. C'è la free ball dopo la difesa di Carlotta Petrucciello, 3-8. Carli, vedete battuto. Murata, la cortina del Campagnolo, difeso l'attacco da Ricci. Ancora Murata. Ancora. A 3. Allora Luca Parratini, vi ricordo che ha già usato tutti e due i servito la capitana Visentino per la Cordine Espresso, ricevuto giudice l'alla Bortoli. Cosenna, Murata nella Bortoli. C'è la Riccolo che per poco non trasformava in un punto per il Cordine Espresso. Buona la difesa di giudice l'alla Bortoli. Cosenna, Ricci ci arriva. Poi c'è dalla free ball. Cosenna
Tratta e poi riesce nella metà campo giallo-blu. Adigue attacca. Giudice questa la bomba di Adigue. Attenzione, Sesenna. Proteste del lato giallo-blu. Galbero. Adigue ha ripreso. Coba. Durata. Novello. Adigue attacca. Quindi prende 4-9. Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck, Monster Buck, Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck. Continuano alle proteste di Stefano Gregori, non accetta questo tipo di chiede la rotazione alla Bortoli. A 9 Chiara Sesenna al servizio. Servizio di Sesenna, riceve Arici. Coba. Novello attacca, ma c'è difesa di Giudice. Galbero, out in attacco di Galbero. 10-4 a favore dell'Immotto. Orlandi. Sesenna ha ricevuto. Campagnolo attacca. 5-10. Diventa Campagnolo al servizio. Coba centro a Adigue out a 10. C'è il punto della rotola per questo palleggio errato, dove non può arrivarci Novello. Sponsor Uomo in diretta dall'arena biancorossa 7-10. Out. Servizio di Campagnolo a 7. Angela Cova al servizio. Servizio di Cova. Sesenna. Lala Bortoli. Ha difeso il Detti. Cattivo impallonetto di Novello. Lala Bortoli. Galbero. Lala Bortoli subito. Adigue. Difeso Giudice. Lala Bortoli. Carli. 8-11.
riceve Visentin, Koba. Adigue in mezzo al muro di Deval e Carli. 12-8. Novello, servizio battuto, giudice riceve dalla Bortoli. Carli murata da Marchesini. 13-8. Bortoli, Andrea attacca e c'è punto. Ha preso in maniera credo definitiva il posto di libero di scolare a scapito di Alice Peduzzi. 9-13. Galbero al servizio a sfiorare il tetto, la ricezione murata. Viventin, Ricci dal lato di Adigue e out l'attacco di Adigue. 10-13. Galbero al servizio con l'ausilio del net. Viventin attacca a difesa giudice dalla Bortoli. Lì pallonetto difeso da Adigue. Ma c'è la free ball. Galbero. Ma c'è la difesa di Novello. Adigue. Dall'attacco di Adigue. Non so se è voluto. È stata fortunata perché è stato un tocco che ha proprio colto impreparata tutta la difesa biancorossa. 14-10. Marchesini al servizio. Marchesini servizio. Con lo sdio del net. Ma c'è la ricezione presa. Sezenna. Rivedo poi Marchesini. Anche con lo sdio del muro. Adigue. Sofia giudice di sinistra. Anche questa bomba. Galbero sfonda il muro di Adigue. 11-14. Servizio battuto. Come vai per l'attacco che passa C. Adigue. Battuto Lalla Bortoli. Sezen murata di Piero Galbero. Lalla Bortoli. Sezen ancora un'altra chance. Questa volta c'è la difesa di Visentin. Adigue che riesce a sfondare il muro ma non la difesa. Arici. Koba. C'è il punto con mani out. 16-12.
servizio di Adigue, sempre giudice a ricevere Campagnolo. Arici, difeso, attacco vincente di Bizentini, 17-12. Galvero che va a parlare col primo arbitro. Non ho capito se... Non l'ho capito comunque. Andiamo a due. C'è l'aborto. Lui Carli. Oba. Arici. Adigue. Con la difesa. Con la murata di Cesen. E poi Carli. Out. L'attacco di Carli. 18-12. Tornano 6 le lunghezze. Ancora di Gue al servizio. Perché loro dicevo prima che è stato e siccome è la seconda volta che ha richiamato alla fine dei cartellini. Allora, quindi siamo su 13-18. Richiamo col cartellino per Gregoris che non accetta la decisione del primo arbitro che Adigue abbia pestato la linea di fondo. Però a me dava l'idea che già da un po' l'avesse pestato. Allora al servizio. Adesso c'è la free ball. Giudice. Dalla Portoli. Sezenna. 14-18. Bolgia all'arena biancorossa. Carli. Servizio e ancora Carli al ci arriva Coba di Gue. Mamma mia che dimenticata di Sofia. Giudice. Oh la la la. La palla in campo. Sì, palla in campo. Punto di Sandona. 19-14. 15 scusate. Adesso Videntina al servizio. Battuto. Calvero riceve la Bortoli. Sedenna. Cara Sedenna. 15-19. Jessica De Vada al servizio. No, scusate, Sesenna. Out il servizio di Sesenna. Chiedo scusa, non volevo dire. Ho visto male. Pensavo che non c'era il libero, quindi ho pensato che era Jessica al servizio, scusate. Leo Orlando al servizio, 20-16.
va ad attaccare, ha difeso Cesen anche con l'audio del muro. Borto. Carli. Ah, Carli. 18-20. Ponzo. Con Andrea Zeni avrò mai una partita tranquilla da telecronista? E lui mi ha detto no. Infatti mi sa che gli do proprio ragione, perché anche in una partita così da 18 a 20 punteggio a favore dell'Incontro, servito in Campagnolo. Comunque Campagnolo oggi non lo so, ogni volta che gli chiamano un time out il servizio dopo lo spara out. Peccato. 21-18. Allora Coba al servizio. Giudice hit. Stavolta preso un po' in controtempo Sofia Giudice, peccato. Luca vi ricordo che ha già usato tutti e due i time out. Giudice sfonda il muro di 5 punti, si prende 19 punto, 19-22. L'alla porta del servizio. Io out. 23. Novello. Si avvicina 24-19. Set ball per la Cortina Express. Servizio di Novello, questa volta Giudice riceve bene. Carli ha difeso Aricci. Coba, attacco con man out di Novello che manda la partita al quarto set. 19-25 il terzo. Allora adesso lasciamo ancora il microfono. No, perché c'è il ballo, già sta qui là. Infatti andiamo con il balletto, spegniamo il microfono e torniamo alla fine del balletto.
andato a fare la mia solita pausa gola e l'Alan Berloppo Production mi ha spaccato i tiri perché stavo proprio passando in quel momento sotto le trombe proprio. Lala Bortoli, Petruziello, scusate, Lala Bortoli 3-0. 3 nel corso del quarto set. Abbiamo ripreso il collegamento qui all'Arena Biancorossa. Questa era l'ultima esibizione del Tersicore Spazio Danze e li ringraziamo di aver partecipato ancora una volta dopo l'ultima partita con Peschiera. Carli out, Mani out, 1-3. Cortina Express. Ha ricevuto il giudice dalla Bortoli. Un po' di difficoltà qui a Digue, via giudice in tuffo di difende l'attacco. Marchesini a Digue in pallonetto. Carli difeso Coba. Marchesini a Digue out. 4-1. Riepilogo i punti di squadra. 4 Sesenna, 4 De Val, 16 Galbero, 9 Campagnolo, 13 Petruziello, 4 Lalla Bortoli. 50 punti di squadra, 19 di Bruno Dell'Imocco. Adesso da De Val al servizio. De Val al servizio battuto. Alla lunga Sesenna riceve la free ball. Carli attacca. Carli 5-1. I punti di squadra della Cortina Express in Mocco. Andiamo qui sponsor. Diretta Arena Biancorossa di Bolano. 5 ha vinto i primi 2 set per 25-22 e 25-11 e perso il terzo per 19-25. Al momento sul 5-1 nel corso del quarto set, che potrebbe essere decisivo per la Rotoplas per andarne per invece ribaltare la partita, che ovviamente ha perso i primi 2 set 2-0, ha vinto lo scorso set per 19-25, ovviamente adesso deve vincere almeno questo set per portarla al punto decisivo tie break, che adesso avrebbe vinto. Allora diamo il servizio di Adue che fa lei su 3-5. Allora i punti di squadra della Cortina Express in Moco, che ve li avevo promessi prima della pausa time out. Allora 5 punti Marchesini, 7 Visentini, 3 Orlandi, 7 Novello, 15 Adigue e 3 Cova. 40 punti di squadra e 18 su errori dalla Rotoplas. No, 6-3. Servizio di Carli. Coba Adigue, attacco da Adigue, ma quindi linea 4-6. Per le Gallo Blu. Giudice
Galbero, Cesenna, difeso Arici. Attacco di Novello Murato. Arici. Tentativo difeso da giudice, l'ala Bortoli. Campagnolo. Benedetta Campagnolo, 34. Servizio battuto. Novello. Oba. Gioco vincente di Leppa. 5-7. Punta al servizio. È Orlandi. Autrice dell'ultimo punto. Galbero. Alla Bortoli. Galbero attacca. Attacco e out di Galbero. 5-4. Ora Orlandi al servizio. Galbero riceve alla Bortoli. Ancora Galbero. Muratta. Bortoli. Invasione contro la Rotoblas. Non lo so qua. Le portate, le doppie, le invasioni, non si sta capendo più niente. Mi sa che Luca chiamerà il time out 7 pari. Vediamo. No. Lea Orlandi ancora al servizio. Parità all'arena biancorossa. Scusate, Orlandi era Denna. C'è l'infrazione di quarto tocco. Porta Limoco. Sponsor. L'uomo in diretta arena biancorossa di Volano. Starate a soffrire fino all'ultimo pallone. Ormai abbiamo nel DNA il tie break, ormai sembra, perché sarebbe, se dovessimo andare al tie break anche questa partita, sarebbe il 15° set che giochiamo in neanche 2 settimane. Otto pari. La Campagnolo al servizio. Visentino. Tacco in vantaggio abbandonato. Vizio battuto. C'è l'ala Bortoli. Galbero. La fa Galbero. 9 pari.
10-9 per la Rotoplas. Non dalla porta del servizio. Coba dall'altra parte. No. Durata di Gue. Arici. Novello. Sotto giudice la Bortoli. Cazzo lì impallonito, difeso Coba. Novello, pallonetto. Ci arriva giudice. Vero. 12-19. Esatto. 19. La Bortoli, out il servizio. 10-11. Galvero che attacca ma Galvero Galvero al servizio dell'ultimo punto. Fribol di Novello per Galvero. La Bortoli, Carli, pallonetto out. Carli. 11-12. Allora Gaia Novello al servizio. Lala Bortoli, Sesenna, difesa Marchesini, Jessica De Valli, Lala Bortoli, Carlotta Petruzziello che attacca Jessica De Valli al servizio. Jessica di Vintin. Attacco. C'è la difesa della Rotoplas. Adigue. Ha difeso la Bortoli. Arici. Coba. Di Vintin. Non ci può arrivare Emma Galvero. Vale il 12-13. Giudice Bortoli Carli e io da sportivo vorrei dire che visto che mi dite che io ce l'ho sempre contro gli arbitri, questa volta sono sportivo e ammetto che l'ala aveva un piede oltre. Carli Campagnolo subito 15-12. Carli esci dall'altra parte. Carli la Bortoli. Campagnolo out. L'attacco di Campagnolo 13-15.
Arianna Visentina al servizio. Giudice alla Bortoli, Pesenna di peso, con l'attacco di Adigue. 14-15. Prova Orlandi, invasione contro la Rotoblast, vale la parità. Time out Luca Parlatini, spot. Nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano, parità in corso del quarto set, 15 pari. Questi 3 punti alla Rotoblast sarebbero oro colato proprio. Vita del della decima giornata all'Arena Biancorossa sabato proprio 20-30 contro il giorno di pallavolo. In servizio la Bortola al centro, Carli, Murata, Carli, Campagnolo, Den difesa Ricitana, parte subito Cova, ma difesa attacco Adiwe, centro di Ventin, out, attacco di Ventin e vale il numero del vantaggio Rotoblast. Chiara. Servizio, ha ricevuto Orlando che quello di unità di Gue. Bomba di Adigue che non è riuscito a innescare Campagnolo. Cambia la traiettoria, si prende il punto di 16-17. Novadi che va, batte, riceve Giudice, Bertoli, Dalberro ha difeso, aveva difeso all'out, attacco out di Novello. Visentin, Cova, Adiwe. Out Gregori Posto.
in diretta Arena Biancorossa di Volano, 19-16 il punteggio nel corso del quarto set. Due time out usati da Luca Parlatini, due time out usati da Stefano e da Stefano Gregori. Quindi adesso il gioco non si fermerà più, si andrà avanti fino alla fine del set. Cambio di campo. Campagnolo. Ace di Campagnolo che a momenti mi sfondava il computer. La ricezione evidente di Marchesini. Soluzione di Campagnolo, 17-20. Servizio. Angela Coba al servizio. Battuto out il servizio di Coba, 21-17. Laura Bortoli al servizio. Ricevuta Ricci. Coba. Lonetti in due mani di Novello, ma che non è andato a buon fine. Carli, murata Carli da... Peccato. Una 18. Servizio vedi c'è l'ala Bortoli, Galbero, Emma Galbero, 22-18. Emma Galbero, Vizio, Ricci. Ma Visentin tocca l'asta. 23-18. Emma Galbero. Servizio a Ricci. Marchesini. Galbero, scusate, Sedenna in free ball. Visentini con la deviazione del muro. 19-23. Poi Marchesini, poi Coba in free ball. Lui dice la Bortoli deve fare. Riescono a prendere anche questa nonostante la difficoltà dalla Bortoli. No! A 23. Mamma mia. Il servizio De Val. Galbero. Sedenna. Col tocco che non c'è. Non c'era il tocco.
Ora Cosenna, campo. C'è il match ball per la Rotblast adesso con Jessica De Va. Jessica, servizio, Novello, Coba al centro, prima palla stretta annullata con Lea Orlandi. Adigue, servizio Galberto, Arli è andata tanto decisa, due Carli, 23esimo punto per l'Immoco, si deve soffrire fino alla fine. Giudice dall'aborto di Sesenna, 3-1 la partita, quarta vittoria di fila. E adesso segnatevi in agenda questa data: sabato 9 dicembre ore 20:30, Allora, siamo in chiusura di questa diretta. Il mio cuore può reggere un po' di più perché abbiamo fatto anche oggi una grande battaglia. Allora andiamo. Scoutman, nostro mago delle statistiche. Domani il recap con il suo tabellino. Fabrizio Sava, il nostro regista, grazie, ci vediamo sabato prossimo. Grazie anche a Andrea, ad Ala Perlomba, responsabile streaming. La puntata 30 all'Arena Biancorosso contro Giorgione Pallavolo dell'ex Alice Bellini. A tutti voi l'augurio di una buona notte, ci vediamo sabato prossimo, ciao! Prego signor Lorenzo Dallapelle della Pastigheria Dario a portarsi in campo, grazie signor Lorenzo Dallapelle.